Io è da tanto che volevo fare uno spettacolo sul mondo del lavoro, ma già da quando lavoravo io prendevo appunti, quindi questo spettacolo ha avuto una lunghissima digestione, però volevo aspettare e prendere un po' la distanza. Io volevo dare proprio il mio punto di vista, sulla base della mia storia, delle storie dei miei amici, dei miei colleghi, di quello che vedevo intorno e anche di quello che mi racconta la gente tramite messaggio su Instagram, perché io ho questo personaggio che è la Ludo, con cui faccio i video e che però ha stimolato molto la conversazione. L'impatto sulle persone è per ora che ho 4 persone che si sono dimesse dopo averlo visto e tante che ci stanno pensando, quindi mi rendo conto che sicuramente ho toccato un punto, un nervo. Allora, il fatto che il pubblico in abbonamento sia un pubblico molto vario, all'inizio, quando ho cominciato a fare questo spettacolo, mi spaventava moltissimo, perché anche io mi dicevo, vabbè, ma io chiaramente racconto delle cose che sono molto condivisibili per persone della mia età, però magari per qualcuno che è più grande potrebbe non essere così comunicativo. Ho cercato di renderlo uno spettacolo il più trasversale possibile e anche su questo ho avuto dei bellissimi riscontri, perché per esempio ho comunque della gente anche grande che mi segue e una signora una volta mi ha scritto: guarda, adesso dopo aver visto il tuo spettacolo ho capito meglio di cosa mi parla mia figlia quando mi parla delle sue frustrazioni al lavoro. Mi rendo conto che a volte ho dato dei consigli sbagliati fuori tempo, io, oh mio Dio, questa è una rivoluzione filosofica. All'inizio ci sarà qualcuno che sarà un po' più freddo, perché a volte capita, però tendenzialmente poi, soprattutto a partire dalle signore, si sganasciano e quindi poi tutta la parte di pubblico che poteva non essere immediatamente coinvolta si scioglie e alla fine sono tutti contenti e ballano tutti, quindi